Le sento più vicine, le sacre sinfonie del tempo, con un'idea, che siamo esseri mortali caduti nelle tenebre, destinati a errare, nei secoli dei secoli, fino a completa guarigione. Battiato. Buongiorno a tutti, sono Fatima e mi occupo di benessere e oggi per questa rubrica voglio parlarvi di un trattamento particolare, diverso dai soliti, in quanto non molto conosciuto, anche se in realtà ogni massaggio, ogni trattamento è unico. Ma l'argomento di oggi non è classico, e anche se sembra che finalmente si cominci a praticarlo. Parliamo del massaggio sonoro vibrazionale con le campane tibetane, di come funziona la terapia con queste ciotole. Dal tetto del mondo, il Tibet, il trascendente suono di uno strumento incantato, le cui note ci fanno vibrare di tutta l'energia dell'universo. L'elemento base dell'uomo è la cellula. Le vibrazioni sonore causano una risonanza che coinvolge direttamente tutte le cellule. Considerando che il nostro corpo, che il corpo umano è costituito del più del 70% di acqua, se percuotiamo una ciotola posta sopra di noi, otteniamo il diffondersi delle onde sonore, come quando cade un sasso in uno stagno e le onde concentriche si estendono in cerchi sempre più grandi. E siccome il metodo più veloce per arrivare alle cellule sono proprio le vibrazioni sempre più grandi, se posiamo una campana su di noi e la facciamo suonare, le onde sonore, le vibrazioni si ampliano andando a coinvolgere tutto il nostro corpo, quindi la carne, gli organi interni, il sangue, le ossa, rilassandoli allo stesso tempo e armonizzandoli e dandogli energia. In questo modo, trilioni di cellule, tutte quelle che compongono il nostro corpo, stanno godendo di un leggero massaggio. Quando qualsiasi suono colpisce il sistema nervoso e a sua volta questo influisce sulle cellule del corpo. Pensate a quelle macchinette che si usano per pulire i gioielli o per pulire le protesi. Praticamente sono fatte con acqua e vibrazioni. Praticamente queste vibrazioni sono dette sopratoniche perché sono un tono più alto di quella base che si chiama appunto tonica. Queste macchinette puliscono perfettamente e in profondità quello che viene messo dentro, cioè dentro quest'acqua che vibra in realtà, non c'è un detergente, non c'è niente e l'oggetto che viene posto all'interno risulta perfettamente pulito. Quindi queste vibrazioni creano una potente pulizia e in breve tempo tolgono tutto lo sporco dall'oggetto che è dentro. Allo stesso modo le vibrazioni sonore delle campane poste sopra il nostro corpo ci possono liberare dai blocchi energetici e quindi coinvolgono il corpo, la mente e lo spirito. Le vibrazioni delle campane sono abbastanza rilassanti e calmano il sistema nervoso, ma sono anche altrettanto potenti perché sono in grado di andare in profondità nel corpo e quindi di penetrare anche nelle ossa. Possono arrivare nei luoghi dove noi comunque non arriveremo mai all'interno del nostro corpo e questo perché sono proprio anche in grado di curare, perché la combinazione tra il suono della campana attraverso l'orecchio sopra il timpano nel cervello e la vibrazione della stessa attraverso il corpo creano una sinergia che diventa curativa. Poiché
lo stress quotidiano ci rende inclini alla malattia, quindi decisamente vulnerabili, e questo altera la qualità della vita. Così con questi massaggi vibrazionali, con queste vibrazioni che in realtà massaggiano i nostri organi interni, attraverso questo massaggio queste tensioni vengono sciolte e quindi tutto il corpo viene coinvolto. Ma cosa sono le campane? Le origini. Vi racconto una storia. Facciamo un viaggio, seguitemi in questa fiaba, e una preghiera per capire. Consideriamole vive. Le campane tibetane nascono più di 4.000 anni fa ed erano oggetti rituali, magici, esoterici, di una cultura sciamanica pre-buddista, chiamata Bonpo. Quando il buddismo tibetano o tantrico si diffonde in Tibet, anche le campane si arricchiscono di componenti mistiche e religiose, finalizzate al conseguimento dell'illuminazione, perché questo è il loro fine. E la loro storia si arricchisce e si riempie di ulteriori significati, che sono comunque avvolti da quella sorta di mistero che solo a pochi è concesso comprendere. Queste coppe hanno del sacro e si riempiono ancora di esperienza. Vivono in questi monasteri dell'Himalaya, fremendo, arricchendosi ulteriormente e accumulando questa esperienza necessaria per il loro fine. E per 2000 anni sono permeate di meditazione, di sacralità, nel silenzio di questi templi, di questi monasteri, fino a quando il loro destino sembra cambiare. Verso la metà del secolo scorso, a seguito dell'invasione cinese, assistono attonite alla distruzione di questi monasteri, di tutti i monasteri, e vivono lo sterminio e l'uccisione dei monaci e di 1 milione di tibetani. Quegli abitanti dei villaggi che le hanno sempre valorizzate e per i quali avevano uno scopo di esistere. E i sopravvissuti le hanno portate via 130.000 tibetani che sono andati in esilio. 57 anni fa hanno seguito il Dalai Lama in India e hanno portato con sé le campane. E quindi sono sopravvissute. Però hanno vissuto un'esperienza completamente diversa, perché in questo nuovo mondo, questa nuova esperienza, perdono la loro spiritualità, la loro sacralità, non c'è più quell'empatia, quell'eternità intrinseca che le caratterizzava e che caratterizzava il loro significato, perché vengono adoperate come recipienti, vengono adoperate come pentole, come ciotole, servono il cibo, servono per la vita quotidiana. E quindi sparisce questa linea di demarcazione dei loro natali, come se fossero sempre vissute, cioè sparisce questo scopo, come se loro fossero sempre vissute per creare questo legame sacro che li univa ai monaci, che li univa alla popolazione, ma perché loro ne facevano parte. Quando invece non c'è più questo, quando questo viene dimenticato, anzi viene vietato addirittura, e quindi non c'è più questa espressione del legame magico e non c'è più questo scambio anche di anime, le campane diventano appunto, scoprono la semplicità, scoprono la povertà, ma questo le arricchisce ulteriormente, perché arrivano a far parte della vita degli individui e cresceranno con loro, per cui la persona che possiederà la campana e la possiederà da piccolo
tutta la giornata utilizzerà la campana per le proprie cose, quindi ci mangerà, e alla fine della giornata la campana sarà comunque il segno che la persona ha compiuto il proprio dovere. Quindi acquista ancora un altro significato, per cui questa campana si arricchisce ancora. Nel contempo, siccome vengono sfruttate, vengono utilizzate come appunto pentole, per cui sono lavate, sono sfregate, sono ossidate, sono usate per cucinare, quindi sul fuoco, insomma, i 7 metalli che le compongono incominciano a vedersi e cominciano a ossidarsi e quindi cominciano a distinguersi questi 7 metalli che compongono la lega e perdono quei segni che erano stati fatti, quei segni rituali che le caratterizzavano. Non tutte li avevano, però molte di loro erano forgiate e avevano questi segni che significavano qualcosa. Però questa esperienza, diciamo, delle campane ha fatto sì che le campane arrivassero a noi, per cui le ha illuminate ulteriormente, quindi le campane si sono arricchite di una nuova esperienza perché il loro viaggio doveva continuare e dovevano arrivare fino a noi. La saggezza millenaria di cui erano silenziosi custodi crea una nuova valorizzazione e quindi noi oggi ne capiamo il significato. Queste campane sono state forgiate di una lega speciale composta di 7 metalli che sono associati all'influenza dei 7 pianeti, per cui oro, Sole, ferro, Marte, argento, Luna, stagno, Giove, Mercurio, piombo, Saturno, rame, Venere. E possono essere suonati in corrispondenza di chakra, ma per sviluppare tutto il discorso per quello che riguarda questo tipo di energia ci vorrebbe un'altra puntata. Comunque quello che posso dirvi è che le vibrazioni musicali sono realmente usate per curare determinati disturbi. E ancora oggi in Tibet, nell'unico monastero di Nyar Tang, vengono utilizzate terapeuticamente. Comunque esistono molti tipi differenti di campane per il massaggio sonoro e vengono utilizzate anche in differenti modi, vengono suonati in modi diversi. Il professionista del massaggio sonoro con le campane tibetane batte le ciottole in certi ritmi che creano un'energia estasiatica. Quando l'armonia interiore è disturbata, noi perdiamo il nostro equilibrio. Ma anche questo massaggio, anche se questo massaggio aiuta appunto a sciogliere i blocchi fisici e mentali ed emotivi e a superare lo stress e la depressione e persino la paura, anche chi non ha particolari disturbi trae grandissimi benefici da questo massaggio sonoro, perché con trattamenti regolari si sperimenta un aumento della gioia di vivere e un aumento della creatività, un aumento dell'energia e soprattutto si è più calmi e la qualità del sonno migliora decisamente. Del resto il concetto è lo stesso di 5.000 anni di medicina indiana, di antiche dottrine orientali secondo cui l'uomo è il suono perché l'umanità è stata creata dal suono, quindi l'uomo è il suono stesso e quindi se noi diamo le giuste vibrazioni noi riequilibriamo lo stato dell'uomo. Ma anche gli scienziati sono in accordo con i saggi che per millenni hanno detto che la meditazione e la calma mentale sono il segreto per la salute e la longevità. Spero di essere riuscita ad illustrarvi chiaramente questo particolare massaggio, questo particolare trattamento che in realtà per comprendere bene bisogna provare, perché chi ha fatto questa esperienza veramente ha fatto un viaggio interessante. Io vi aspetto qui anche la prossima settimana con un nuovo argomento e
Vi ricordo che per i chiarimenti, per appuntamenti, rispondo al numero 345 812 0427. Un abbraccio virtuale a tutti da Fatima.